Thomas, Mark, Chie come up on stage. Buonasera. Tonight we are honoring the great Japanese actress Maisha Chieko with the Golden Mulberry Award for Lifetime Achievement. For decades, she was known to every Japanese as Sakura, the loving and always worrying sister to the wandering peddler, Tora-san, whose misadventures on the road, unsuccessful love affairs, and returns to the family home in Tokyo's Shibamata neighborhood were depicted in 48 films by Yamada Yoji from 1969 to 1995. Her career extends far beyond this classic series, however, from her days as a hit-making pop singer in the early 1960s to her more serious dramatic roles for both Yamada and other directors. We have the honor and the privilege of screening two of those films, both selections by Ms. Maisha herself, at this edition of Udine Far East Film Festival. For one, the 1970 Yamada drama, When Spring Comes Late, she won Best Actress prizes for her portrayal of a young wife making a long, difficult journey with a coal miner husband and family across Japan to a new home in the north. For the other, Hayakawa Chie's 2022 Plan 75, she received yet more accolades in Japan and abroad for her performance as an elderly woman who enters a government program to euthanasize people 75 years and older. In these and other roles, she totally inhabits her characters with a professionalism, passion, and talent that touches audiences everywhere. There's much more we could say about her six-decade career, including her work as a voice actress for Miyazaki Hayao, Shinkai Makoto, and other leading directors, as well as her many achievements as a singer, still continuing. But now, it is time to offer her both our prize and our sincere wishes for yet more triumphs yet to come. Thank you. L'abbiamo vista in Plan 75 rappresentare un'intera generazione cui viene chiesto ora di farsi da parte. L'abbiamo vista per tutta la sua carriera rappresentare la generazione che ha ricostruito lo spirito di una nazione distrutta dopo la bomba atomica, silenziosamente, modestamente, operosamente. La capacità di un'attrice di rappresentare un intero paese e di far innamorare un intero paese. Siamo profondamente felici di averla oggi qui su questo palco per consegnarle il gesto d'oro alla carriera, il simbolo della nostra terra.
こんにちは。こんばんは。ありがとう。本当にありがとうございます。ウディネの皆さん、はじめまして、倍賞千恵子です。どうぞよろしく。Vi ringrazio davvero di cuore, buonasera a tutti. Grazie per essere qui oggi e io sono Chieko Baisho e sono molto lieta di fare la conoscenza di voi qui a Udine. 本当に胸がいっぱいいっぱい今どんと胸がドンときてます。Davvero adesso il mio cuore è pieno di gioia, sono davvero emozionata, molto emozionata. 私がこのゴールデンマルベリー賞をいただけたのは、早川監督とそれからプロデューサーの皆さんが、ここのウディネから始まったプラン75という映画がなかったら私はこのステージに立っていなかったと思います。Io tra l'altro penso sinceramente che non avrei avuto l'opportunità di essere qui se non a ricevere il Gelso d'Oro, se non grazie alla regista Hayakawa, a tutti i produttori di Plan 75, perché Plan 75, che è stato mostrato proprio qui a Udine, è stato secondo me il punto di partenza che adesso mi ha portato qui. そのこともとても嬉しいんですけれども、でも何よりも嬉しかったのは、私が60年ちょっと映画に携わってきたことを遠く離れたこのウディネの、アジア映画祭の中で一番大きいこの映画祭の中で私がこの賞をいただけたということ、遠くの国の皆さんが私のことをずっと若い時から見ていてくださったことが、私それが一番嬉しかったです。Per questo sono estremamente felice, ma la cosa che mi rende ancora più felice è il fatto che dopo essermi cimentata nell'ambito cinematografico per oltre 60 anni, mi trovo in una città così distante dal mio paese, a Udine. Udine che vanta il più grande film festival del cinema asiatico e quindi trovarmi qui in un luogo così distante con voi che avete avuto la gentilezza di vedere i miei film così appunto, nonostante la distanza fra i nostri paesi, è una grande ragione di gioia e a maggior ragione il fatto di aver ricevuto questo premio. そして私は、こっちに来る間の飛行機の中でもう一度このプラン75という映画を見て、この映画がとても素晴らしいことをまた再確認しました。皆さんにこれから見ていただくんですけれども、それぞれの年齢でそれぞれの皆さんが楽しんでいただいて、何かを考えて何かを心に思っていただけたらなって、思っています。なんか喋っていくと何を喋るかわからなくなってしまいますので。Per quello che riguarda tra l'altro questo film che state per vedere, Plan 75, io ho avuto modo di rivederlo proprio sull'aereo mentre mi stavo recando qui a Udine e mi sono resa conto di nuovo di che film meraviglioso sia. E voi avrete occasione di vederlo proprio a partire da adesso. E sono curiosa di sapere quello che ognuno di voi, a seconda delle vostre età, percepirà dalla visione di questo film. Spero che in qualche modo possa risuonare nel cuore di ciascuno di voi, qualunque sia l'età. E ecco, a volte mi sembra di poter continuare a parlare un po' così, a lungo. 今年は25周年だそうですけれども、これからも私の年齢まで私は今81歳なんですが、その私の年を越すまでずっとこの素敵なウディネの街でこの映画祭を続けていっていただきたいなって心から思っています。今日は本当にありがとうございました。 Quest'anno il Faris Film Festival so che compie il suo 25esimo anniversario
e spero e mi auguro di tutto cuore che possa arrivare e superare invece la mia età, che è quella quest'anno di 81 anni. Quindi sono sicuro che proseguirà veramente in questa splendida città di Udine. Io vi ringrazio di tutto cuore per questa esperienza.倍賞さんおめでとうございます。今倍賞さんの映画、これまで出演されていた映画の映像を見て本当にもうオーバーウェルムというか胸がいっぱいになりました。で、私のプラン75という映画が、倍賞さんのフィルモグラフィーの中の一つに入ったということがもう本当に幸せに思います。Innanzitutto faccio le congratulazioni a Chieco e poi vorrei anche dire che poco fa ho visto le clip della sua carriera e mi sono sentita sopraffatta dalla sua bravura e posso solo dire di essere estremamente felice del fatto che lei abbia partecipato al mio film Plan 75. E abbiamo un regalo speciale. Thank you very much. ありがとう、本当にありがとうございます。Vi ringrazio, vi ringrazio di cuore. すごくいい香りがしています。Hanno un bellissimo profumo. Yes, okay. So, ありがとうございます。本当にありがとうございました。これから映画、皆さんどうぞごゆっくりご覧になっていただけたらなと思っています。最後に私はお礼としてちょっと歌を歌ってもいいかな。Vi ringrazio di cuore e vi auguro anche buona visione. Mi chiedevo se come forma di ringraziamento da parte mia potessi brevemente cantare una canzone. カラオケを歌うんですけれども、 Questo そ film の tra l'altro canto nel 歌を karaoke. 歌うときに監督に倍賞さん、この歌下手に歌ってくださいって言われた歌です。 E tra l'altro questa è una canzone che la regista mi ha chiesto appositamente di cantare nel peggior modo possibile. リンゴの木の下でという歌です。 Si chiama Sotto